Buonasera a tutti e ben trovati dal circolo Stella Azzurra. Stiamo per assistere alla 14ª giornata di Lega Calcio a 5. Le squadre sfidanti a scendere in campo sono il Golbet Tintarella contro Rumilton. Attenzione qui, Galassi, subito 1-0. Al secondo minuto Galassi intercetta un passaggio sbagliato da parte del Rumilton e fa subito l'1-0. 1-0 Golbet. Ancora in gestione qui il Golbet. Molto abile nel dribbling. Palla per il suo numero 10, mette a sedere il portiere, si libera bene e prende il palo. Ha fatto tutto bene, poi non riesce a concludere per il meglio. Qui Galassi ruba bella palla, Galassi! Da solo contro il portiere e poi riesce a inserire e insaccarla in rete. Per il Golbet 2-0, Galassi al quinto, Golbet 2, Rumilton 0. Una serie di passaggi. Ancora Carboni sulla sinistra. Carboni chiede l'1-2, poi si infiltra bene in aria, prende la traversa. Qui una buona palla interessante, ancora Rumilton adesso in attacco. Saltato bene il giocatore del Golbet. Al centro c'è Cocomeri da solo! Si mangia un gol fatto Cocomeri, bastava buttare. Molti falli. Riparte subito Rumilton. Col suo numero 6 che vede la porta. Parte la conclusione fortissima. Il portiere della Golbet con la mano sinistra riesce a deviare in calcio d'angolo. I giocatori del Golbet tutti chiusi. Vediamo Galassi. Coperto bene, scarica su un suo compagno, poi la palla altissima, Galassi si infila, poi ancora il suo compagno ed è calcio d'angolo. Ora la Golbet preme, bassissima a prendere palla, buono ancora Galassi che ha liberato i suoi tuoi. Poi riparte Rumilton, però attenzione, Rumilton qui può ripartire con l'esterno e poi Cocomeri riapre la gara 2-1, ha segnato il Rumilton con Cocomeri al 12esimo. E ora rischia qualcosa qui Cocomeri ha guadagnato bene il pallone e poi apre per Martignac che da solo sigla il 2-2 del Rumilton. Disattenzione in fase difensiva per il Golbet che regala il pareggio al suo avversario. 2-2 Rumilton e riparte. Carboni ha tentato il dribbling, buona occasione qui per Cocomeri sulla destra, Cocomeri il palo, arriva un tiro fulmineo e proprio ancora il 3 contro 1. Attenzione, 3 contro 1 Golbet sulla sinistra per Carboni, mette in mezzo per Angelè. 3-2 Golbet in una ripartenza bellissima, 3 contro 1, riescono a servire Angelè che fa così il 3-2 Golbet. Scusate, Stufa, rinviene su di lui. Angelè serve bene il suo compagno, chiude l'1-2, Angelè 2 contro 1, Angelè serve Carboni, troppo lungo sul fondo, era intervenuto bene il portiere comunque, calcio d'angolo. Rumilton in gestione, Cocomeri, uno dei più attivi dei suoi, con il tacco per il suo numero 7 Martignac che ristabilisce così la parità. Ha fatto tutto bene Cocomeri che con il tacco serve un isolatissimo Martignac che sigla così il 3-3 Rumilton. Proprio per Carboni, bene, alla per Sterbini che fa tutto bene, poi con il tiro prima il portiere poi il palo, dicono di no al numero Stufa, 3 contro 1, Stufa si libera, la conclusione, che bella azione di Stufa che dribbla il suo difensore con un bellissimo gesto tecnico e poi conclude alla destra del portiere. 4-3, dialogano bene i due. Galassi si è liberato Carboni sulla sinistra, palla in mezzo ed è un gran gol di Carboni che da posizione impossibile fa un bellissimo gol. 5-3 Golbet che deve ripartire Cocomeri. Carboni, attenzione, un'ottima occasione di contropiede. Carboni si allunga sulla sinistra, diagonale di Carboni che in 2 minuti fa 2 gol bellissimi. 6-3 Golbet. Bene, però troppo solitario, quindi può ripartire la Golbet, servito bene Carboni davanti al portiere, Carboni ancora 7-3 Golbet. Carboni scatenato nel secondo tempo, 7-3 gol sulla sinistra. Carboni la mette in mezzo per Galassi che arriva con il tacco, tenta una giocata di fino, però ancora De Marco vince il primo contrasto, poi si libera e arriva la conclusione di De Marco che si aggiunge anche lui alla lista dei marcatori. Golbet 8, Rumilton 3. La stufa qui, buon contrasto, parte Angelè si allunga, Angelè rinviene su di un avversario ed è il gol di Angelè che col fisico protegge bene palla e sigla così il 9-3 della Golbet. De Marco per Angelè, servito bene, si libera Angelè, la mette in mezzo per De Marco che con il piattone è un gioco da ragazzi, siglare il 10-3 della Golbet che in questo secondo tempo sta dominando per una situazione minacciosa.
Poi servito Carboni sul fondo, Carboni da solo contro il portiere, Carboni! 11-3, Carboni oggi incontenibile, ha fatto il diavolo a 4 là davanti, Golbet 11, Rumilton 3. Qui attenzione per le troppe proteste, sì, c'è il rosso per Petrucci che soprattutto in questo secondo tempo ce l'ha sempre di più con l'arbitro, viene espulso giustamente per proteste. Finisce dunque una gara dalle doppie facciate perché nel primo tempo equilibrata 3-3, anche a tratti nervosa, nel secondo tempo il Golbet dilaga, finisce dunque Golbet 11, Rumilton 3 che finisce con l'uomo di meno, espulso Petrucci per proteste.